Bentrovati amici da Laura Ferrari per la puntata numero 730 di Verde a Nord-Est. Siamo a Foligno in provincia di Perugia dove in questi giorni si sta svolgendo i Primi d'Italia, il festival nazionale dedicato ai primi piatti italiani. Allora vi parliamo di pasta, abbiamo qui gli stringozzi e poi ancora gli anelli, i maccheroni e a rappresentare il Veneto ci sono anche i bigoli, ma Primi d'Italia non è solamente pasta e anche riso, zuppe, gnocchi, quindi insomma una kermesse davvero appetitosa. Ma non saremo solamente a Foligno, andremo a Venezia, saremo anche a Pavia e poi sul litorale veneziano a Jesolo per la festa del vino e dell'uva e chiuderemo da Celeste perché ha preso il via la rassegna Cocofungo. Quindi linea subito a Silvano Facco per la sigla e poi torniamo subito qui a Foligno. Buona pasta. Buona pasta a tutti, buon appetito! Dopo la sigla rientriamo qui a Foligno dove la Regione Veneto è voluta essere presente anche quest'anno, da una parte con la locanda veneta dove lo chef Gabriele Ferron è già ai fornelli e dall'altra la bottega veneta dove mi trovo in questo momento dove si possono acquistare i tanti prodotti veneti. Beh, e visto che il protagonista qui alla Bottega Veneta è il riso, non potevamo non sentire un produttore di questo riso veronese IGP. Lei è il signor? Alberto della riseria Ferron. Bene, buonasera. Allora, che tipo di riso ci ha portato questa sera? Questa sera praticamente abbiamo portato le nostre selezioni migliori, a partire dal riso IGP, passando poi per il riso vilorenano classico, sempre della nostra zona, ed il riso Carnaroli. Oltre ad una chicca perché abbiamo un violone nano lavorato ancora oggi con un'antica macchina del 600 mossa da una ruota ad acqua che abbiamo nella nostra azienda. Quindi insomma mantenete le tradizioni Nel modo più assoluto ci teniamo molto a mantenere le tradizioni del nostro territorio e della nostra zona. Quali sono le caratteristiche di questi chicchi? Allora, noi abbiamo la fortuna di essere in una zona che ha un terreno adatto alla coltivazione del riso, siamo ricchi di risorgive, quindi abbiamo acqua diciamo, a volontà, a disposizione per le coltivazioni ed è un'acqua di ottima qualità. Ma con il riso non si fa solo il risotto, vero? No. Abbiamo qui tanti prodotti fatti appunto con il riso. No. Per la passione del nostro diciamo, istrione che è Gabriele Ferron, noto chef, abbiamo nel tempo così studiato alcuni prodotti. Alcuni solo con la farina di riso, alcuni con la farina di riso mescolata alla farina di semola, tra cui dolci, salati e anche la pasta. Addirittura quindi questa è pasta fatta? Questa è pasta fatta con farina di riso, farina di gemma di riso, uova e un po' di semola di grano duro. Ascolti, come sta andando questi Primi d'Italia? Siamo al primo di 4 giorni, ma insomma già si può percepire, no? L'atmosfera che si respira. Direi molto bene, siamo stati colpiti ieri come primo giorno dalla presenza massiccia che abbiamo avuto qua nella nostra taverna e diciamo che se si parte così il buongiorno arriva dal mattino. Esatto, grazie. Prego. E buona continuazione, buon lavoro. Altrettanto. Vedo anche questa signora, lei di dov'è? Di Foligno. Di Foligno. Come mai è entrata all'interno di questo paradiso dei formaggi, ma non solo, radiche tutti i prodotti veneti? Primo sono affezionatissima alla regione Veneto perché abbiamo tanti amici. Poi perché mi piacciono il formaggio. L'imbriago. Qual è il suo preferito di quelli che ha assaggiato? L'imbriago. E poi che altri prodotti ha scoperto qui? Beh, il riso abbiamo preso, niente altro, solo formaggi di tutti i tipi. È la prima volta che partecipa a Primi d'Italia? No, sempre, sono sempre venuta. E ci tornerà? Sempre, sicuramente. Sempre qui nella regione Veneto? Sempre, dappertutto perché è giusto. Certo.
fare, però noi Veneto no, e domani siamo in 25 veneti che verremo qui. Addirittura? Sono venuti dal Veneto, sì. Bene. Grazie signora, Arrivederci. grazie, buona passeggiata. Troviamo qui un'altra amica, Anna, in mezzo a tanti formaggi veneti. Intanto come sta andando, Anna? Benissimo, era già la quarta volta che siamo qua presenti a Foligno ed è un appuntamento che dobbiamo venire. Con quali prodotti siamo qui? Beh, Con quali formaggi, I visto che parliamo di principali questo? formaggi veneti, abbiamo le DOP, il Montasio, il Monteveronese, l'Asiago, la Casatella trevigiana e poi abbiamo quelli tipici, il Morlacco del Grappa, abbiamo il Bastardo del Grappa, il Formaio Imbriago e per finire il Bellunese, il Piave. Il bellunese, quindi insomma tanti prodotti di qualità e poi anche prodotti che si prestano a degli abbinamenti particolari. Certo, come la Casatella trevigiana. Questa sera come ce l'hai fatta assaggiare? Abbiamo abbinato una mostarda di fragoline ed è molto molto gradita dalla gente. E anche dalla conduttrice, ti dico la verità. Bene, buonissimo, sì. Grazie Anna e buon Prego, lavoro. Grazie. E a proposito appunto di abbinamenti e di salse, mi avvicino alla signorina Mirandola. Che prodotti abbiamo qui? Allora, qui abbiamo delle marmellate dolci piccanti della ditta Lazzari di Conegliano. Sono delle marmellate che possono essere abbinate con tutti i tipi di formaggi, quindi sia i formaggi freschi che formaggi più stagionati, proposti anche nello stand dell'Aprolav. Allora, nello specifico che gusti abbiamo qui? Allora, Vedo qui salsa di pere per esempio. Sì, qui abbiamo una salsa di pere. Ecco, con che formaggi si abbina? Cioè, è meglio con un formaggio stagionato La salsa o di più pere fresco? È ottima con i formaggi stagionati, mentre con i formaggi freschi le consiglierei la salsa di frutti di bosco. Salsa di frutti di bosco. E poi, prego. No, prego. Niente, poi volevo farle vedere, abbiamo anche la salsa di arance o la salsa di fichi. Insomma, Per tutti i gusti. per tutti i gusti e per abbinamenti sfiziosi. Sì. Invece questo è un abbiamo altro tipo dell'altro di prodotto. La mostarda. Le farei vedere, questa è una mostarda molto particolare alle fragoline. Che abbiamo abbinato, abbiamo visto abbinato prima la casatella. Sì, è un ottimo abbinamento, infatti lo proponiamo molto spesso. Oltre alle fragoline? Oltre alle fragoline, una mostarda classica alle mele oppure una mostarda Lazzari, sale e frutta candita. E mi sembra che anche da parte del consumatore siano sempre più richieste queste cose, Sì, vero? è un prodotto che ultimamente viene molto apprezzato dai consumatori. Grazie. Sì. Signora, come mai lei è qui? Perché sono venuta a mangiare il riso del Veneto. Quindi sa che è il riso veronese l'unico ad avere l'IGP, cioè l'indicazione geografica protetta? Questo non lo sapevo perché Ecco, vede, le dico presumevo questa che cosa. anche il Piemonte contendesse eventualmente questo, però Invece mi dice quello che è così. veronese è l'unico in Italia ad avere l'IGP. Ecco, Quindi sono motivo contenta. in più per Motivo in per più consumarlo, per gustare mangiarlo. questo riso. Grazie signora, buoni Prego, acquisti. Grazie. Buonasera signora, mi scusi, lei come lo fa il riso? Come lo cucina? Ah, con i funghi porcini, con la zucca gialla, con la salsiccia ancora meglio, è buono con tutti i dico. Il riso è buono anche senza niente, solo con il succo di limone e senza sale pure. Vero? Benissimo, Sono d'accordo con lei. è vero. E qui sempre all'interno della bottega veneta ritroviamo Rosa che prima ci ha parlato delle salse da abbinare ai formaggi. Siamo qui invece di fronte ad un altro prodotto tipico veneto, i vini. Sì, il Veneto ha una tradizione nella produzione di vini, è il maggior produttore in Italia di vino. Abbiamo in questo caso un'esposizione dei principali prodotti proposti dalle strade del vino del Veneto, quindi sia vini rossi che rosé che bianchi. Un vino molto conosciuto in Italia è l'Amarone, però in questo caso abbiamo anche dei vini meno conosciuti ma comunque di grande qualità, come l'Enanzio della Terra dei Forti, che è un prodotto che ultimamente sta avendo molto successo. Un altro prodotto che in questi ultimi anni è stato riscoperto è il chiaretto di Bardolino. Viene molto apprezzato soprattutto dai giovani, anche durante... dalle donne, devo Anche dire. dalle donne, sì, effettivamente sì. Mentre parlando dei bianchi, il Soave
È un vino leggero ma di grande qualità abbiamo anche il Recioto di Gambellara oppure il Durello. Anche questo è un vino che sta venendo riscoperto in quest'ultimo periodo, che può essere utilizzato sia come aperitivo che nel dopocena. Grazie Rosa, e visto che prima abbiamo nominato il Bardolino, voglio ricordare agli amici a casa la festa dell'uva a Bardolino, ci sarà per noi lì Andrea Marcato. Oltre al vino possiamo parlare anche di un altro prodotto che col vino ha sempre a che fare, la grappa. La grappa, abbiamo anche un'esposizione di grappe curata dall'Istituto Grappa Veneta, diverse tipologie, c'è sia la grappa bianca che la grappa barricata, oppure un prodotto diverso, la grappa a radicchio di Treviso. Grazie Rosa.